Adesso parliamo di un'iniziativa solidale, lo facciamo perché Cittadella la radio sta dando spazio a tutto quello che di buono il territorio sta facendo per riuscire a regalare un sorriso a chi sta vivendo un momento difficile non solo per il Covid ma anche per le conseguenze economiche che questa pandemia sta portando. Dunque parliamo di un'iniziativa che è partita da Milano ed è arrivata anche a Taranto, sta riscuotendo tanto successo, le scatole di Natale. Ne parliamo con Daniela Perrone che è una delle promotrici. Ciao Daniela, buongiorno. Buongiorno, ciao Marina, buongiorno a tutti. Allora Daniela, ci racconti che cosa sono queste scatole di Natale, che cosa metterci dentro, a chi poi verranno donate? Questa iniziativa è nata a Milano e naturalmente, prese dall'entusiasmo, l'abbiamo adottata anche noi. Queste sono delle scatole, è partita con una scatola molto semplice di scarpe, dove all'interno sarebbe il caso di mettere ad esempio un bagnoschiuma, quindi una doccia, schiuma, uno shampoo, un prodotto insomma per la cura del corpo, un prodotto che possa tenere caldo, una sciarpina, dei guanti, un cappellino, qualcosa di dolce tipo una stecca di cioccolata, delle briochine, oppure soprattutto un libro, un passatempo, una settimana enigmistica. E la cosa più importante che ci preme, ad essere sincera, è il bigliettino di auguri, in modo da far sentire veramente un po' di calore di Natale a chi lo riceve. Una volta chiusa la scatola, sopra si deve comunque mettere per chi è indirizzato una donna, un uomo, un bambino o una bambina, e in questo caso si dovrebbe specificare anche l'età a cui è rivolto. Quindi è una cosa molto semplice che si può fare con tranquillità in casa. Veramente bella questa idea. Come si fa per esserne parte? Ci si rivolge a voi, i vostri contatti, i vostri riferimenti, dove si portano queste scatole? Allora, noi comunque abbiamo creato la pagina Facebook che si chiama Le Scatole di Natale di Taranto. Naturalmente, una volta partita questa iniziativa, siccome Taranto è una città che risponde veramente alle richieste, non dico di aiuto, ma anche di solidarietà, parecchie attività e anche molti privati si sono messi a disposizione per diventare punti di raccolta. Un esempio sono il negozio dettagli in Cesare Battisti, l'Orelo ortopedico in via d'Aquino, abbiamo selling e service in via Venezia, abbiamo i giardini Virgilio. Veramente ci sono tantissime attività, tantissimi privati che naturalmente i recapiti e i nominativi verranno dati una volta che siamo stati contattati tramite messaggi direttamente al diretto interessato. Quindi vi scriviamo su Facebook, sulla pagina sì. Scatole di Natale. Facebook, sì, le Scatole di Natale di Taranto, perché naturalmente poi l'iniziativa ha coinvolto tutte le città italiane, quindi una volta che si va sui social naturalmente usciranno tutte le città. L'importante è cliccare Taranto. Perfetto, ribadiamo, prendiamo una scatola di scarpe, dentro ci mettiamo una cosa dolce, quindi qualcosa di dolce, qualcosa legato alla bellezza e alla cura del corpo, qualcosa di caldo e qualcosa per lo svago, il tempo libero, un libro, come dicevi tu, anche la settimana enigmistica. Quello più importante è il biglietto di auguri. È un biglietto gentile, certo. Quello è molto personale, quindi sta a significare quanto ci possiamo tenere a un'altra persona anche se non la conosciamo. Certo, assolutamente. Come verranno poi smistati? A chi verranno date queste scatole? Allora, noi praticamente sin dal primo noi parliamo di un esercito di volontari che non sono legati a nessun tipo di associazione. Dall'inizio del primo lockdown ci stiamo occupando di tantissime famiglie di Taranto che hanno avuto grossissime difficoltà, quindi abbiamo già un elenco donato dal Comune di Taranto per seguire queste famiglie, sappiamo già chi andranno queste scatole. Perfetto, grazie mille davvero per l'iniziativa e per tutto l'amore e la dedizione che ci state mettendo. So che sono giorni intensi per te e per chi ti sta dando una mano con le auto piene di pacchetti e scatole che i tarantini hanno voluto donare. Se vedete in giro 2 Befane, siamo io e Caterina Conte Giacomo che siamo in giro a fare le Befane di Taranto. Siamo noi. Va bene, grazie ancora per essere stata con noi. Ribadisco, Grazie, se volete partecipare andate a cercare le scatole di Natale di Taranto per donare. Scusami sì. Marina, una cosa molto importante. Vai, velocissimo. Purtroppo ci siamo dati un tempo limite. Certo. Le scatole le raccogliamo fino al 15 dicembre, così ci date la possibilità di poterle smistare con molta calma. Giustamente, perfetto. Altra cosa importante, lo sottolineo io, brutto da dirsi, non mettiamo nelle scatole cose che non usiamo più, proviamo magari a comprare qualcosa di nuovo per chi aprirà queste scatole. Pensiamo che potremmo essere noi ad aprirle, insomma un po' di empatia. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao, Marina, ciao Daniela.